Volevo controllare com'era il tramonto in casa Zingano. I colori sono diversi, ma mi sembra bene. L'Italia io direi buonanotte, perché sì, cosa vuoi dire? Buona Pasqua, quindi. Cavolo, è tipo l'una, accidenti, sto facendo tardino ultimamente, perché domani si andare via? Mi direi cos'è che andiamo a visitare domani? Ti dico, non mi ricordo, è una cosa bella che fa parte di me, che me ne sbatto di tutti questi dettagli, cioè non sono assolutamente importanti, il posto comunque è segnato, quindi domani vedo dove bisogna andare. A me quello che importa sono le emozioni che mi porto dietro da tutte queste esperienze, conoscenze, fatti, eccetera, eccetera, eccetera. Non il fatto che sono andato in un castello che è appartenuto a Tizio che poi l'ha venduto a tot mila euro a Caio, insomma, per carità, dettagli, ma fino a un certo punto, insomma, la cosa bella alla fine, insomma, è sempre il vivere il momento, no? Cioè le emozioni, l'allegria, la felicità, le emozioni, esatto, che ti dà o- l'esperienza che stai vivendo. Sì, Yuri, ma non sti discorsi qua ora andare a dormire. Chiudi, spario. Sciobia lì. Fermo, fermo, fermo. Aspetta, 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 aspetta. Se io sono un po', adesso in questo momento, tra virgolette, no, smonato, perdo il filo del discorso, non arrivo a nessun punto, è perché mi sono prefissato, no, di fare il video chiusura della giornata. In realtà, come tu ben sai, nel mio canale i video sono fatti tutti a cazzum della serie. Quando succede qualcosa o quando ho voglia di dire qualcosa, io accendo la fotocamera, premo il tasto rec, altrimenti i video non li faccio perché non ha senso. Quindi vedi, sarebbe stato meglio appunto tagliare e a un certo punto tu ti ritrovavi già che era domani mattina, ma si sa, è un canale così. E risveglio in casa Singano. E sì, per forza tengo e tappare sarai, non dorme con finestre aperte. Dai, insomma, anche a te. Abbiamo già preparato la macchinetta ieri notte perché ho detto domani mattina. Oh, no. Aspetta, devo ancora svegliarmi. Wow, tensa. Buongiorno Italia, anche se siamo in Romania. Serve roba di lavoro, che bello. Ecco, ho aperto anche i balconi perché come dicono su casa Surace è il camper, la pia aria. Mamma mia, ho preso un colpo, mi sembra aver sentito gente parlare in italiano e ho detto no cazzo mi rovinano tutto il sogno qua, porco cane. Invece no, stavano porchidando qua in serbo, meno male per fortuna. Ok, ma gli ho tirato via uno sbadiglio che dovrebbe aver messo ben in chiaro qua le regole sul dominio. E in caso contrario, se dovessero esserci dubbi, passerò i rutti. Minchia quanto sei brutto di prima mattina. Cazzo, parla Miss Italia, porca troia. Vicini di merda. Al tuo specchietto mi attacco l'asciugamano così sia. Ma vai in mona. Questa mi sono asciugato la passera. Ma vai in figa. Ma l'hai sentita la storia di Notre Dame de Parigi che ha preso fuoco? Ma sì. Cazzo andiamo a sbatterci perché gli va a fuoco una chiesa che è simbolo di potere politico di un altro stato e gli altri coglioni, Albania compresa, che sono là nella povertà, che si fanno il bidet con le immondizie, vanno a dargli milioni di euro ai francesi. Ma per carità io lascio fare, c'è la giusta punizione è lasciar fare. No, aspetta, non scherzava. Il vicino ha usato sul serio uno dei miei sten di biancheria. Maledetto. Oh Giovanni, pensa che fino a qualche centinaio di anni fa, più o meno là, no? Impalavano la gente, li impalavano anche vivi, no?
E adesso ti dicono invece, guardate il pesce che abbiamo pescato, a parte che quelli che ci hanno detto guardate cosa abbiamo pescato sono della Serbia, sì, non per creare razzismi e inimicizie, però voglio dire, fino a qualche centinaio di anni fa in Romania c'erano le guerre dove impalavano la gente e noi siamo qua in questa zona, no? Dove adesso c'è tutta questa cordialità. A parte che in Romania ancora non ci siamo stati. No, in Romania che non ci stiamo. C'era la forte tentazione di andare in Romania, ma a titolo simbolico, cioè giusto varcare il confine, stare là 10 minuti, magari fumare una sigaretta e tornare indietro, però insomma è lì, dai, è come se fossimo stati. Qui in Italia dove abitiamo oggi, sbam, a casa, cioè, hai capito? Porca miseria. Perché non faccio vedere la faccia del singolo? Io il caso, prima mattina così, tutto qui che avevi sgaruzzai. Bene Italia, dopo essere sceso in pigiama davanti a 2 corriere di turisti, io direi che adesso possiamo andare. Sì, siamo arrivati nel parcheggio del castello che adesso andiamo a visitare, no? Oh, fantastica sta storia. Allora arrivo, no? E chiedo ai ragazzi lì dell'entrata che già ci anticipano Juventus Caput, ma io ho detto guarda, tra i miei interessi prioritari insomma c'è la patata, quindi della Juventus capirai l'immensa vastità. Allora gli ho fatto vedere un po' oltre la Romania, gli ho spiegato un po' la vastità, no? E gli ho chiesto ma le bici dove possiamo legarle? E mi ha detto ci sono i box là. Ho detto come i box? Occhio. Sì, che sono proprio i box. Che roba. Buongiorno l'Italia, eccoci qua, siamo entrati. Allora, intanto ti dico il costo del biglietto, si aggira almeno con la valuta corrente ad aprile 2019 siamo sulle 7 euro circa, però 7 euro circa che comprende tutte le zone attualmente visitabili, perché ci sono certe parti del castello che ci hanno raccontato non sono agibili, non sono sicure, no? Perché sai che anche qua adesso arriva la moda della sicurezza, arriverà anche la moda della privacy, insomma una roba dopo l'altra. Quando compri il biglietto per il castello, in questo caso quello completo a 7 euro, è incluso anche il parcheggio, ok? Noi siamo arrivati in bici, però insomma era incluso anche il parcheggio. Io solitamente non visito musei e castelli, gli interni a pagamento, però capirai che ovviamente quando vai in certi posti non puoi saltarle queste cose, insomma sono d'obbligo. Un conto magari in Italia, no? Che vai nella piccolo paesino, c'è il museetto, la cattedrale a pagamento, allora lì dici vabbè, però in questi casi è d'obbligo. La fortezza di Golubac proviene dal Medioevo e si trova all'ingresso della gola di Djerdap, che è un po' difficile magari da pronunciare, si scrive D-J-E-R-D-A-P, Djerdap. Fortezza naturale dalla quale era facile controllare l'intero percorso terrestre ed acquatico che collegava est ed ovest. Non si sa precisamente chi e quando, ungari o serbi, hanno costruito la città. Nei documenti scritti è stata menzionata per la prima volta nel 1335 come la fortezza nella quale era già sistemato l'esercito ungherese, il che potrebbe anche significare che fosse stata costruita prima, probabilmente tra il XIII e il XIV secolo. A questo tempo il Danubio, che è quell'enorme fiume dove noi abbiamo parcheggiato il camper, era il confine tra l'Ungheria e la Serbia, il che provocava spesso conflitti tra i due paesi, no? Ma la città era prevalentemente in possesso degli ungari. Tra il 1402 e il 1410 il sovrano serbo despota Stefan Lazarevic riceve, senti come l'ho pronunciato bene, come segno delle buone relazioni l'amministrazione della città di Golubac dal re ungherese Zsigmond ed era tenuto però a restituirla dopo il suo governo. Dopo la morte di questo despota nel 1427, il comandante della città, duce Jeremija, rifiuta di restituire la fortezza agli ungari e la vende ai turchi per 12.000 ducati e per questo nasce una delle più grandi battaglie per la fortezza di Golubac nel 1428. In questa battaglia ci lascia le penne il cavaliere polacco Zawisza Krny, eroe nazionale di Polonia ancora oggi, ma la città resta sotto l'amministrazione degli ottomani. Come la città situata alla frontiera dalla sua costituzione, la città di Golubac è stata sempre il centro dei conflitti tra le grandi potenze dell'Ungheria, della Serbia e dell'Impero Romano.
Nel 1444 gli ottomani danno l'amministrazione di questa città all'erede di Stefan, Đurađ Branković, DJ Ura DJ Bran KOVC con la C, sai, quell'accento là che mettono loro, no? Ma nel 1458 Golubac viene sotto il dominio degli ottomani e resta così fino all'inizio del XIX secolo. La città, questa città di Golubac, è suddivisa in due parti: la parte superiore con la torre più alta, Donzon, e la fortezza inferiore o esterna. La città superiore è la più vecchia. Poi, durante il dominio di questo despota Stefan Lazarevic, sono state costruiti anche il palazzo e la torre che difende la fortificazione esterna. La città è stata costruita nel periodo in cui si usavano le armi fredde, quindi spade, lance e scudi, insomma, e dopo la conquista della città i turchi hanno aggiunto la torre di cannoni e i muri intorno alle torri esterne. I muri servivano come rinforzo e più che altro per far rimbalzare più facilmente le palle di cannone, perché dal XV secolo, tieni conto, si usavano già le armi da fuoco, no? Allora era necessario adattare anche l'architettura di questo castello, di questa fortezza, al nuovo metodo di combattimento, no? Vedi, qui c'è la zona rossa che ti dicevo prima, che stanno ancora finendo di fare tutte le palizzate, è altissimo e arriveresti fin là sopra. Però d'altronde cosa facevo? Cioè, buttavo via queste bellissime immagini che avevo girato, no? Cioè, vuoi mettere? Allora, se ti può essere utile anche a te, no? Questi montaggi sono stati fatti col Filmora, è stato messo il filtro Allure e il filtro Medieval, e sono stati poi regolati come intensità, altrimenti risultavano un po' troppo pacchiani. C'è stato messo una sovrapposizione del disturbo TV, difatti vedi ogni tanto quei piccoli gracchietti, no, che trovi nel video. Anche lì gli è stata abbassata la luminosità perché altrimenti erano proprio neri neri neri, e poi gli è stato messo l'effetto cinema, no, che è tra i filtri, praticamente sono quelle due barrette che ti danno un po' quell'effetto, quell'impressione 16 noni. Questo non tanto per dargli quell'effetto cinematic, ma per dargli quell'effetto che volevo io, quel misto tra realtà e quella specie di colore da reinterpretazione onirica, insomma. Quindi te li giochi come vuoi. Qua vedi, avevo fatto le riprese, no, alle riprese fatte a loro volta col drone, ma di loro, no, in quanto era vietato far volare i droni, riprendere coi droni. Allora io ho ripreso quello che loro avevano ripreso col drone. Questo non c'era scritto, no? Sì, le riprese sono state fatte tutte sempre con la Sony RX100 M4, che è la fotocamera che utilizzavo in quel periodo. Qui hai uno slow motion di 4 volte, il che significa ho registrato a 100 fotogrammi al secondo, 100 fps, e ho diviso per 4, ossia gli ho impostato la velocità a 0,25 anziché 1. Questo ti può essere d'aiuto anche a te se vuoi fare qualche sperimentino, diciamo, con i tuoi video. Dici, ma magari mi piacciono un po' quelli delle puntine, anche se magari fanno da cagare, però tu dopo 2 o 3 bicchieri di vino dici, ah, che bello il video delle puntine, no, perché sei ubriaco spolpo. E allora ti ho insegnato il trucchetto. E stavo utilizzando lo stabilizzatore per avere queste immagini, vedi, così lisce, lineari. Il Feiu G6 Plus, solo che all'epoca era difettoso, io non lo sapevo, difatti aveva movimenti abbastanza irregolari e puntava verso l'altro. Attualmente sono senza e non so cosa succederà. Allora, niente, quella è una delle aree proibite, non so come Giovanni è riuscito a corromperli, comunque andiamo. Sì, lo so che te immagini come Giovanni è riuscito a corromperli, porca miseriazza. Vabbè, comunque niente di che, alla fine era una torrettina, siamo andati su, abbiamo fatto una ripresa così, un po' più panoramica, niente di che, era uguale alle altre torrette, insomma, ecco.
Sai, ora che riguardo questi video, no, che li sto montando, bella però la voce fuori campo, è bella. Mi piace sta storia. Ti dico, la fortezza di Golubac sì, è stata una bella esperienza, ma sinceramente, insomma, niente di che, ne abbiamo di bei castelli noi in Italia e fortezze, no? Però mi è rimasto veramente dentro quei 2 o 3 giorni là che abbiamo fatto in riva al Danubio, quei pescatori, quei panorami, quello è veramente stupendo. No, oggi scingano le vertigini dovute come sempre alla nicotina, perché vedi questa parte qua io avrei serie difficoltà a farla, dopodiché è una cosa più che altro psicologica, vedi ci sono i poggiamano e allora lì sì andrei su tranquillamente senza problemi. In merito a quello che ho appena detto, tutto dipende insomma dalla propria interpretazione delle cose, perché questo posto, chiaro, ha un grande valore storico. Bello, no? E occhio adesso dove ti porto.